È in allerta da 48 ore il consorzio di bonifica Adige e Euganeo che sta cercando di far fronte agli allagamenti sul piano campagna tra i comuni di Masi, Castelbaldo, Piacenza d'Adige e Merlara. La situazione in queste ore è rientrata, le strade sono tutte percorribili, rimangono alcune criticità solo a Masi e Castelbaldo. Una quantità di piogge tra i 130 e i 150 mm in poche ore ha messo a dura prova il sistema idrico. A preoccupare adesso è il livello del Frattagorzone, tenuto sui 168 centimetri al di sotto della prima soglia di guardia, che è quella dei 170 centimetri. A Montegrotto Terme, in viale Stazione, nel frattempo, nelle prime ore della mattinata è caduto un secondo pino domestico dopo quello abbattutosi nella serata di mercoledì. Le forti piogge hanno compromesso la stabilità delle piante, tanto che il sindaco Riccardo Mortandello ha ordinato l'abbattimento dei pini rimasti. Questo ennesimo caso fa ancora più forte l'allarme che ho lanciato come sindaco sulla messa in sicurezza di tutti i pini domestici della nostra città. Pini che purtroppo sono piante inadatte a un centro cittadino perché hanno degli apparati radicali deboli, hanno ormai 60 anni, una chioma molto ampia e difficile da sorreggere. Piogge necessarie per risolvere il grave problema di siccità, spiegano dei consorzi di bonifica, al lavoro in queste ore per il drenaggio delle acque. Questo è un grosso aiuto, speriamo che sia più aiuto anche in Trentino e che abbiano rinvasato, che gli invasi delle altre si siano rinvasati, e così potrebbe essere l'aiuto